Ciao Beddazzi, oggi mi trovo a Terrasini a Palazzo Domal, un palazzo storico, meraviglioso, antichissimo, ma soprattutto un palazzo che custodisce gelosamente un bellissimo tesoro siciliano, una mostra di carretti siciliani che oggi tra l'altro prende vita perché c'è un'esibizione enorme qui fuori. Vi porto in giro. Allora, sono qui con Giovanna Cossentino, bibliotecaria di Palazzo Domal. Siamo circondati da carretti siciliani bellissimi e probabilmente antichissimi. Si chiama Palazzo Domal perché? Si chiama Palazzo Domal per il suo secondo proprietario, questo Malaseno, così si chiamava, Malaseno, che era uno dei tanti Malaseni che nell'Ottocento vengono costruiti in Sicilia, che fu edificato dal principe di Pietro Grifeo, principe di Partanna, nel 1835, viene acquistato da Henri Domal, figlio del re di Francia, di Luigi Filippo, re di Francia, e quindi prende il nome del suo secondo proprietario. È una storia molto interessante che in qualche modo ripercorre quello che fu il destino della Sicilia nell'Ottocento. Nell'Ottocento la Sicilia viene visitata e anche poi abitata per fare impresa da molti stranieri, ma non solo da stranieri che volevano fare impresa, pensiamo agli inglesi, pensiamo appunto ai francesi, ma anche perché era una terra che attraeva moltissimo archeologi, perché noi abbiamo una grande tradizione archeologica, ma anche naturalisti, perché la Sicilia è un'isola ricca di biodiversità. Proprio storia di fine Ottocento siciliana, sì. L'epoca grande. L'epoca, diciamo, d'oro del carretto. Sì, perché il carretto, che c'è sempre stato, ma com'è che diventa così? Diventa questa storia vivente, questa è la storia vivente dell'estetica siciliana. Il carretto, che è un mezzo di trasporto agricolo, a quel punto, a secondo della committenza, comincia ad essere più dipinto, scolpito, con i rabischi, a secondo anche della possibilità economica del committente e soprattutto di quello che voleva dimostrare. Cosa si dipinge nei carretti, essendo una matrice popolare? La cultura popolare. La cultura popolare dove nasce? Nasce nell'Opera dei Pupi, sì, nei Tutta Storie, sì. E soprattutto cosa si racconta nella storia dei Paladini di Francia, nell'Opera dei Pupi? I grandi sentimenti, la rabbia, la vendetta, l'amore, l'odio, il tradimento, tutti questi sentimenti forti che possono attrarre i cosiddetti melodrammi, che possono attrarre l'attenzione della gente umile. Guardate queste anfore dietro di me, le ancore che ci sono qui per terra e tutto il resto dei ritrovamenti che ci sono qui in giro. Risalgono al V secolo a.C. Sono veramente i reperti vecchissimi che sono stati ritrovati qui in questa zona, fra Trapani, San Vito Lo Capo e Terrasini. Erano tempi in cui la Sicilia era sicuramente il centro del Mediterraneo. Era il centro del Mediterraneo. Ma era anche ancora un centro ricchissimo a livello culturale, a livello... E chiaramente attirava l'attenzione di tanti, cioè uno fra tutti, Goethe, viene qua in Sicilia, ma la cosa che mi piace sempre raccontare è che uno come Stendhal, che non arrivò mai in Sicilia, era talmente ambito il viaggio in Sicilia che lui racconta una balla. Dice che lui è stato in Sicilia, in realtà arrivò solo a Napoli, e che in Sicilia usavano delle corna di bue come oggetto apotropaico, e lì si scopre l'arcano, perché in realtà lui non era arrivato mai in Sicilia, perché noi usiamo le corna di corallo. Questo è sicuramente il carretto che mi ha colpito più di tutti, non solo perché si è conservato perfettamente nel tempo, sembra fatto ieri, i colori sono vivissimi, ma anche perché all'interno di questa stanza, quasi isolata dal resto del museo, lo rende speciale, è veramente spettacolare.
Rossella, noi abbiamo rischiato di far diventare sto posto una piccola Hollywood a un certo punto, no? Eh sì, negli anni 50 abbiamo attirato un po' l'attenzione della Panaria, che voleva fare di questa meravigliosa costruzione qualcosa di unico, che era un centro di produzione cinematografico, per fortuna fermato in tempo. Perché, come diceva Sciascia, effettivamente tutta la Sicilia è un set Questo è vero. cinematografico. Ma poi qua, insomma, proprio sul mare. Esatto, via. per cui non poteva passare inosservato una potenzialità del genere. Io ho letto, poi non so se è vero, che a quanto pare c'è un dibattito su dei tunnel Assolutamente, che c'erano dei portavano tunnel che portavano le direttamente, botti. no, portavano addirittura, erano dei sorta di tubi dove poteva andare o l'olio, il vino a secondo di quello, e arrivavano direttamente qui venivano messe a deposito o nelle botti o nei contenitori per l'olio, qui davanti c'era un imbarcadero e partivano per la Francia o direttamente da qua. Sì, Questo qui dietro veniva usato per fare il vino, no? assolutamente sì. Ed è uno strumento È un autentico, torco, sì, un sì, torco originale, autentico, originale. Ma Questa è dove- la bottiglia del 1865, ragazzi. Per usare una battuta di un film, ma anche di un videogioco, che è quella insegnami a vedere, io vorrei insegnare alle nuove generazioni a vedere quello che noi abbiamo avuto e abbiamo e sviluppare il loro senso di appartenenza, così solo appropriarsi della nostra cultura, appropriarsi di tutto ciò che noi possediamo può essere una speranza per il futuro. E vorrei che un museo che ha una definizione piuttosto statica, cioè il museo diventasse veramente centro professore di vita in generale, non solo intellettuale, che la gente lo vivesse come un luogo proprio. Questa è la mia grande speranza.